cos'è l'amore? Come possiamo definirlo? Ognuno di noi si è fatto almeno una volta nella vita questa domanda. E nel sonetto 116 lo fa anche Shakespeare. E cerca di rispondersi però in una maniera molto singolare. Infatti il poeta si guarda attorno e riesce a vedere solo ciò che l'amore non è. E infatti il sonetto è pieno di non, è pieno di negazioni, c'è addirittura un no. E l'unico modo in cui definisce precisamente che cos'è l'amore sono due metafore, in cui lo paragona ad un faro e ad una stella, quindi due guide, paragona l'amore ad una guida che però è fissa, è solida, una salvezza che appunto come dice è irremovibile. E un'altra cosa sicura è che l'amore non si arrende al tempo e infatti combatte, perde, ma tuttavia non muore. E l'amore vero non muore, non si arrende nemmeno alla morte, in sostanza. E alla fine si capisce che solo chi ha amato davvero può capire queste parole e può considerarle come veritiere e, e appunto capire che l'amore è così immenso che l'unico modo per definirlo è dire come non è. Non sarà che alle nozze di animi costanti io ammetta impedimenti. Amore non è amore che muta quando scopre mutamenti o a separarsi inclina quando altri si separa. Oh no, è un faro irremovibile che mira la procella e mai ne viene scosso. È l'astro cui si volge ogni errabonda nave, remoto in suo valore, pur se il suo luogo noto. Zimbello esso non è del tempo, pur se rosee labbra e guance sia raggiunte dalla sua curva falce, non si altera amore, per ore o giorni brevi, ma impavido resiste fino all'abisso estremo. Se questo è errore, e contro me si provi, mai non ho scritto, e mai nessuno ha amato.